Un protocollo d'intesa per l'individuazione precoce e l'intervento sui disturbi specifici di apprendimento è stato sottoscritto tra l'ASP e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in ambito territoriale di Agrigento. L'iniziativa rientra tra le azioni previste dalla legge regionale numero 13 del 12 luglio 2018 a sostegno dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento, a prima firma della Presidente della Commissione Salute dell'ARS, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che ha partecipato all'incontro svoltosi presso l'Aula Pellegrino del Libero Socio Comunale di Agrigento. Il protocollo siglato dal dirigente dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia, provincia di Agrigento, dottor Raffaele Zarbo, dal commissario dell'ASP Gervasio Venuti, prevede interventi per la definizione del disturbo delle misure a sostegno. Gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento certificato dall'ASP nell'Agrigentino sono circa 400 su un totale di 55.482, costituendo lo 0,72%. Durante l'incontro rivolto agli operatori della sanità e del mondo della scuola sono intervenuti anche Silvio Lobosco, direttore sanitario dell'ASP di Agrigento, Stefania Ierna, referente provinciale per l'integrazione scolastica, e Antonino Vetro, direttore dell'unità operativa neuropsichiatria infantile dell'ASP di Agrigento. C'è una situazione che grazie a Dio è in movimento, perché ci sono diversi attori, le famiglie in particolare e i servizi che cercano di organizzarsi per garantire i diritti dei nostri bambini, anche perché la costruzione di una società migliore evidentemente passa da queste garanzie. Il ruolo fondamentale è quello della famiglia, perché poi riesce a vivere eventuali problemi non come un aspetto della vita di suo figlio, quindi centrato sulla minorazione, ma perché riesce a dare un quadro più generale e ci porta sempre ad affrontare non la minorazione, ma ci porta ad affrontare complessivamente la globalità del bambino. E in questo il coinvolgimento di tutti gli altri enti è la dimostrazione che non c'è il bambino solo con una malattia, ma c'è il bambino che va a scuola, il bambino che gioca, il bambino che sta con gli altri, e coinvolgere tutti questi enti che sono vicino al bambino e riuscire a fare, tra virgolette, un protocollo d'intesa sul bambino penso che è fondamentale, penso che da questo dipende il nostro futuro.